Ben ritrovati cari amici, bentornati a un appuntamento con Radio Chef, sempre più immersi nell'atmosfera autunnale, calda ma anche ricca di eventi e di appuntamenti per scoprire le eccellenze del nostro territorio e poi assaggiarle. Allora, buongiorno Maria, benvenuta in studio. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È sempre un piacere parlare di eventi insieme a voi e insieme anche a questo nuovo appuntamento che ci ha presentato, ci racconta Turismo FVG, che è tutto fatto un po' anche di territorio di Friuli Venezia Giulia. Sei pronta a scoprirlo, Barbara? Sono prontissima. E allora, dove ci porti, Maria? Allora, io volevo iniziare con un'immagine, in questo caso, il bicchiere di vino da sorseggiare anche insieme a qualche cicchetto tipico prima dei pasti per stuzzicare un po' l'appetito. Ecco, è proprio l'ora giusta, anche secondo me. Una tradizione tipicamente friulana del nostro territorio che esalta i sapori, i colori e l'anima di una terra, la nostra, fortemente caratterizzata da tipicità locali, come ben saprete tutti. Ci sono veramente tantissime stuzzicherie in Friuli Venezia Giulia che proprio non si possono perdere, ed è proprio questo, sui prodotti del territorio, sulle nostre tradizioni, che si concentrano i tanti appuntamenti che in questo mese di novembre presenterà Degustando in FVG 2022. Porterà in scena proprio queste tipicità, come si evince anche dal titolo di questa edizione, che spero di dire nel modo giusto, ma poi avremo anche chi ci correggerà: Taiut, Goto, Bicer, Calicetto oppure Ombra, il buon bere del Friuli Venezia Giulia. E quindi io sono felice anche di avere con noi il sommelier Maurizio Ravasio. Buongiorno Maurizio, è un piacere averti qui a Radio Chef. Buongiorno, grandissimo piacere anche per me e grazie per avermi invitato. Comunque la dicitura era giusta. Perfetta. Bene, sono contenta, sono molto contenta di questo. Ma raccontaci un po' proprio perché anche questo titolo, perché si gira un po' in questi fine settimana veramente tutto il Friuli Venezia Giulia. Esatto, diciamo che questa è una manifestazione che abbiamo tentato di far partire nel 2020 e dopo purtroppo il Covid ci ha interrotto, ma diciamo che abbiamo voluto ricreare l'ambiente con cui era nato tantissimi anni fa Friuli Doc, che era nato appunto come un giro per le vecchie strade di Udine, dove ci si fermava nelle osterie, nelle trattorie, dove si beveva appunto un calice, si mangiava qualcosa e si faceva un tour per la città. Abbiamo voluto allargarlo a tutto il Friuli e per cui abbiamo praticamente diviso il Friuli in una parte destra e una parte sinistra, e ogni fine settimana, sia da una parte che dall'altra, si degusteranno dei vini con un tema, magari una volta il Sauvignon, una volta il Merlot, eccetera, eccetera, e chiaramente per ogni weekend ci sono diversi vini e diverse cose da assaggiare. È chiaro che tutto è pubblicizzato sulla pagina Facebook e Instagram, e dove il turista, diciamo così, intanto che gira per le nostre belle strade, per le nostre belle città e paesi del Friuli, sa dove poter andare a bere un buon calice e un buon crostino. E chiaramente l'offerta è decisamente variegata, perché magari l'osteria farà un qualcosa di semplice, mentre la ristorazione creerà un piatto, addirittura un percorso gustativo dove si possono mangiare appunto le eccellenze del Friuli e bere le eccellenze del Friuli. Ci piace molto anche questa fase di scoperta, perché molto spesso magari non sappiamo, come dicevi tu bene, anche il turista che arriva in Friuli Venezia Giulia non sa bene anche cosa scegliere, perché la proposta è veramente super variegata. E quindi saranno 8 le zone del Friuli, oltre 20 vini, 320 etichette, svariate proposte gastronomiche, come ben dicevi. E giusto anche scrollando, come si dice, sulla vostra pagina Facebook, ho visto che proprio tu sei stato protagonista anche di un bel video dove hai raccontato quali saranno i protagonisti, i vini protagonisti un po' di questi prossimi fine settimana, e anche quali sono gli abbinamenti giusti, perché anche in autunno, in cui ci sono tantissimi prodotti proprio che possiamo gustare, a volte non sappiamo scegliere il bicchiere giusto, ed è qui che arriva il sommelier, giustamente, no? Sì, effettivamente diciamo che l'abbinamento cibo-vino è l'argomento forse più complesso e complicato per quanto riguarda la sommellerie. L'autunno sinceramente è una stagione di cambiamento, e per cui ha tantissime cose da assaggiare, come zucche, castagne, funghi, eccetera. E l'abbinamento, detto così su due piedi, è chiaro che non so, con le castagne per tradizione si abbina un dolce fresco, un vino rosso fresco e leggero, con la zucca magari meglio una bollicina per la sua grande diciamo così tendenza dolce, con i funghi magari qualcosa di più profumato.
Però il vero abbinamento si complica nel momento che questi diventano ingredienti, perché magari vanno a accompagnare piatti di carne o altre verdure o altre cose, per cui la tecnica, diciamo, un sommelier ci mette circa un anno ad impararla, e quindi qua bisogna vedere, perché poi addirittura anche le cotture possono incidere magari sulle diversificazioni appunto del vino da abbinare. Comunque tendenzialmente i vini con le tre cose, diciamo, più importanti che si mangiano e si degustano in questi giorni, in questo autunno, sono appunto queste. E dopo è chiaro che se ho un piatto di carne accompagnato magari da un fungo, andrò magari più su qualcosa di più strutturato. E quindi le ho detto, consiglio a tutti magari di fare un bel corso di avvicinamento al vino se hanno passione, per imparare queste tecniche che dopo alla fine diventano veramente una cosa affascinante e che ci coinvolge tantissimo. La nostra tradizione del buon bere, del bere bene, di scegliere anche etichette del territorio che sappiamo sono sempre buone. Ma dato che hai parlato anche di abbinamenti, so, anche prima di un po' lasciare i nostri ascoltatori anche a venire a scoprire direttamente da voi in questi 4 fine settimana quali saranno i protagonisti le eccellenze presentate, che il bicchiere giusto è fondamentale, ed è questo un po' che va a rappresentare anche il titolo di questa edizione. Assolutamente, difatti il bicchiere giusto è uno dei fattori determinanti per bere al meglio un buon vino. È chiaro che ogni calice ha la sua particolarità, la bollicina va messa in un calice tipo Franciacorta con un collo lungo per poter vedere, diciamo, nella maniera migliore il perlage che fuoriesce. È chiaro che un vino da lungo invecchiamento ha bisogno magari di un calice molto ampio dove poter far roteare e ossigenare il vino, che ha bisogno chiaramente di respirare dopo essere stato per un lunghissimo tempo in bottiglia. E quindi anche questa è una tecnica che fa sì che possiamo degustare al meglio il vino, che è questa grande passione, questo grande prodotto che comunque ci appartiene ormai da millenni, e devo dire che oggi come oggi è diventato veramente un qualcosa anche di distintivo, no? È una moda, insomma, che è bello, perché è bello apprezzare le cose che produciamo noi e che fanno parte, insomma, della nostra cultura e del nostro territorio. Ed è bello anche vivere questi appuntamenti in cui si può veramente girare a 360 gradi il Friuli Venezia Giulia. Giusto per farvi un piccolo riepilogo, volevo dirvi che ci saranno questi 4 fine settimana. Si parte già domani, quindi 4, 5, 6 novembre. Si andrà da Sacilio a Pordenone, da Codroipo a Udine, mentre secondo weekend 11, 12, 13 novembre da Maniago a Spilimbergo, da Grado a Palmanova. Terzo weekend da San Vito a Casars, da Trieste a Monfalcone il 18, 19 e 20 novembre. E ancora l'ultimo weekend sarà da Latisana a Lignano e da Gorizia a Cividale, quindi parliamo del 25, 26 e 27 novembre per questo nuovo appuntamento, nuova edizione di Degustando in FVG, che poi è bello anche questo degustando in Friuli Venezia Giulia, esatto, naturalmente con la tradizione del buon bere del nostro territorio. Questo evento, iniziativa promossa da Eurobevande, lo ricordiamo, e quindi sul sito direttamente degustando in fvg.it e sulle pagine social, come ci diceva Maurizio, troverete tutte le informazioni, tutti i modi anche per partecipare a questi appuntamenti, e anche il programma completo che è bello già scoprire prima di immergersi, prima di tuffarsi in questi appuntamenti. Maurizio, è stato un piacere stare in tua compagnia. A questo punto brindiamo a questa nuova edizione di Degustando in FVG. Sì, grazie, vi aspettiamo tutti numerosi e grazie, e un prosit a tutti. Alla salute. Dici benissimo, grazie Maurizio, grazie a Maurizio Ravasio per essere stato con noi. Andate veramente a scoprire di più, perché è un appuntamento tutto da vivere e soprattutto tutto da gustare. Grazie a Turismo FVG, anche sul sito naturalmente di Turismo FVG trovate tutte le informazioni per partecipare. Benissimo, è stato veramente interessante questo riassunto anche su questi modi proprio di godersi questo momento di relax. Noi invece passiamo alla ricetta di oggi. Sì. E protagonista è il porro, perché il porro, insomma, si può trovare in primavera e anche in questo periodo d'autunno proprio. Inoltre è un ingrediente che fa bene alla salute, è versatile, lo si può ritrovare in tantissimi tipi di piatti, e questo che vi proponiamo è una ricetta di Elena Varin, che ci scrive da Monfalcone e ci propone il suo pasticcio di porro. Tra l'altro Elena è anche molto giovane, quindi ci fa piacere sapere che la passione per la cucina è davvero trasversale. Grazie a Igor da Milano per averci mostrato in sovraimpressione il porro. Per chi non lo conoscesse, si può vedere anche l'immagine del porro. Per chi ci segue ovviamente dalla nostra pagina Facebook e dal canale YouTube, dove ci potete anche vedere in video oltre che ascoltare. Il nostro pasticcio di porro si prepara così, con 6 pezzi di porro,
olio quanto basta, burro 100 grammi, 100 grammi di farina 00, 1 litro di latte, sale quanto basta, pepe quanto basta, lasagne, noce moscata ovviamente a piacimento, a seconda di più o meno quanto pasticcio, quanti livelli volete realizzare, pangrattato e parmigiano. Andiamo a scaldare il nostro olio in padella, tagliamo i porri a rondelle, cuociamo i porri in padella fino a cottura ultimata aggiungendo sale e pepe. Ricordiamo insomma di fare sempre un po' di attenzione in questa parte, per essere sicuri che siano pronti devono essere un po' trasparenti, altrimenti è un attimo che si bruciacchiano e cambia il gusto. Sciogliere quindi il burro in una casseruola, unite la farina e mescolate bene con la vostra frusta. Unite il latte sempre mescolando, portate ad ebollizione, aggiungete sale e noce moscata grattugiata. Componete il vostro pasticcio a strati, uno strato di lasagne, uno di porro e uno di besciamella. Procedere così fino all'esaurimento dei prodotti oppure fino al raggiungimento dell'altezza del pasticcio desiderato, circa 3 strati. Poi andrete a spolverare con grattato e parmigiano sulla superficie. Cuocete quindi in forno per una ventina di minuti, lasciate intiepidire e mangiatelo tutto, dice la nostra ascoltatrice, la nostra Elena da Monfalcone. Allora, innanzitutto grazie Elena, e a proposito di porri e stagionalità, so che tu hai qualche delucidazione in più, Maria. Sì, dici bene, perché piccola curiosità che io non sapevo, i porri sono diffusi, lo sappiamo, tutto l'anno, ma sono tanti gli ingredienti che magari troviamo tutto l'anno, ma il porro in particolare ha delle diverse coltivazioni a seconda del periodo. Infatti ci sono i porri invernali che sono i più diffusi perché resistono proprio a una coltivazione in cui magari l'orto in questo periodo è un po' spoglio, ecco, ma loro riescono a resistere durante questi mesi tra autunno e inverno. Poi ci sono i porri estivi che si seminano a inizio anno, prima dell'inizio della primavera, per coglierli poi a inizio estate, quindi questi sono i porri estivi, e i porri autunnali che si coltivano da marzo fino a settembre, quando c'è la raccolta, e quindi adesso ne possiamo veramente godere. Questo è il bello un po' del porro che ci accompagna tutto l'anno. Volevo anche raccontarti, dato che hai detto la nostra ricetta ci indicava di tagliare il porro a rondelle, volevo raccontarvi un po' anche come si pulisce il porro. Magari si può fare un po' di confusione, dato che è formato da una parte bianca e una parte verde, come ben saprete. Si va a lavare prima tutto sotto l'acqua corrente per eliminare insomma eventuali anche tracce di terriccio, o comunque per pulirlo al meglio. A questo punto lo andrete a trasferire su un tagliere, avrete il vostro coltello ben affilato, in modo da evitare anche il modo da tagliarlo al meglio e poi avere la vostra preparazione pronta. Tagliate via la parte verde e poi invece eliminate la radice che sta sulla base del nostro porro. A questo punto andrete a tagliarlo in modo longitudinale, eliminate le prime 2 foglie esterne, quindi la parte bianca, comunque eliminate la parte più esterna. Tagliate il porro a questo punto a rondelle e lo potete anche tritare a seconda anche di che ricetta state preparando. In questo caso c'era il taglio a rondelle, potete con il vostro coltello quindi andare avanti per tutta la parte bianca del porro e utilizzarlo tutto. Come ha detto bene Barbara, poi quando andrete a cuocerlo dovrà essere un po' trasparente, anche perché molto spesso il porro viene utilizzato anche al posto della cipolla, del cipollotto, per dare quel gusto un po' più intenso. Il modo più indicato anche per utilizzare il nostro porro è stufarlo prima in padella per poi averlo pronto da utilizzare anche come contorno, perché si utilizza anche molto facilmente come contorno, oppure come condimento per il nostro pasticcio, per le nostre paste, per dei sughi un po' più particolari. E questo è il modo in cui potete presentarlo anche in tavola. Ha un gusto bello intenso, ma secondo me anche un po' delicato, va a creare quel mix giusto, proprio perfetto per le ricette che piacciono a noi. Grazie Maria, consigli preziosi. Io invece volevo approfittare per i nostri consueti consigli di benessere, perché dalla cucina al nostro corpo è un attimo. Questo inizio di novembre ricordiamo caratterizzato da luna crescente, avremo la luna piena l'8 di novembre, e la luna crescente è anche il periodo giusto per mettersi in forma anche con i trattamenti di bellezza, in particolare per rinforzare i capelli oppure impacchi per curare il nostro viso. Non dimentichiamo ovviamente che i capelli tagliati nella fase di luna piena crescono anche più velocemente. Quindi, per darvi qualche suggerimento, vi ricordiamo che ci sono le farine ad aiutarci
in caso proprio di pulizia del viso. Quali sono le farine che possiamo usare? Le farine di avena, di mandorle e di ceci sono ottime per una pulizia a fondo della nostra pelle. Andremo a mescolarne un cucchiaio con mezzo cucchiaino di miele e un cucchiaino di acqua, e con la pasta ottenuta procederemo alla pulizia del viso. Non buttare poi la pappa nel lavandino, però mi raccomando, perché ottura gli scarichi, quindi raccoglietela e poi la gettate magari appunto in un altro posto. Un altro piccolo suggerimento invece riguarda il piacere proprio di stare meglio con la luna, che tra l'altro va bene anche quando ci dobbiamo rinforzare, e possiamo magari provare proprio con l'aromaterapia, cosa che in cucina e gli esperti di gusto conoscono bene, perché per dare una mano alla concentrazione, e in questo periodo dell'anno possiamo avere qualche difficoltà a concentrarci, magari siamo stanchi, si può esercitare anche quella con delle forme di meditazione yoga. È molto semplice, potete aiutarvi con l'aromaterapia. L'olio essenziale di rosmarino e l'olio essenziale di geranio contribuiscono infatti ad aumentare la nostra capacità mnemonica, e noi possiamo tranquillamente proprio utilizzarli per riuscire a ritrovare un po' di forma e allenare un po' la nostra memoria. Capito, Maria? Mi è piaciuta molto anche la maschera, perché era intensa, insomma, la immagino già, la immaginavo anche come prepararla con il miele, con le farine di ceci, anche perché dato che avevamo introdotto, ieri la nostra nutrizionista ci ha preparato anche la farinata di ceci, questa farifrittata, e quindi immaginavo che dopo aver preparato la farinata si può anche provare a farsi una maschera di bellezza con la stessa preparazione quasi, quindi era un diciamo collegamento interessante. Non solo, scusa Maria, volevo aggiungere che utilizzando la gran parte delle maschere o degli scrub che usiamo magari hanno all'interno delle microplastiche che si nascondono spesso nei prodotti di make-up. Utilizzando questi prodotti naturali aiutiamo anche l'ambiente in questo senso. Ed è per questo anche che ve li raccontiamo, e vi raccontiamo sempre queste piccole curiosità che piacciono molto anche a noi. Siamo i primi a provarle, quindi poi ve le consigliamo anche in prima persona. E dato che abbiamo parlato di taglio dei capelli, abbiamo parlato di taglio anche del nostro porro, giusto per anche combinare alcuni campi, noi vi ricordiamo che ad accompagnarci sempre nel nostro percorso in cucina, anche nella preparazione delle ricette che trovate anche sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook, c'è Affila Utensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis, nella zona artigianale leproso di Premariacco, con tantissimi anche utensili affilati, anche per dare nuova vita ai vostri utensili che magari hanno bisogno di un po' di affilatura, per ovviamente avere un risultato perfetto nei vostri piatti, ma anche in preparazioni più specifiche, come possono essere delle lavorazioni che vanno dal fai da te, hobbistica, ristorazione, boschivi, ma anche, come vi dicevo, proprio delle operazioni veramente specifiche. E quindi potete andare anche sul sito affilautensili.com oppure contattarli direttamente per porre tutte le vostre domande direttamente a loro, che sapranno rispondervi in modo perfetto, come lo fanno con noi quando abbiamo delle curiosità da chiedergli. Quindi grazie ad Affila Utensili Natisone e andate a trovarli. Benissimo, grazie Maria. Io direi che per oggi, insomma, vi abbiamo raccontato ricette, curiosità, e ovviamente vi facciamo divertire, anche grazie sulle nostre pagine Facebook e per chi segue la nostra diretta YouTube. Vi diamo appuntamento domani sempre alle 12:30 con Radio Chef. Anche domani avremo tante curiosità, staremo a fare la spesa, poi vi racconteremo tante piccole novità, vi ricorderemo come restare idratati, e vi porteremo anche a scoprire i colori del foliage nella nostra montagna. Vi lascio con una domanda: voi siete team acqua naturale o acqua frizzante? Seguiteci domani per scoprire da che parte stiamo anche noi, e per scoprirne tante curiosità dalla nostra acqua Dolomia che ci accompagnerà nella puntata di domani. A domani. Ciao a tutti.